Buongiorno ragazzi, sono all'incirca le 8:40 più o meno di domenica 6 ottobre 2019. Mi sono appena svegliato e tra poco andrò a vedere la partita Roma-Cagliari allo stadio dopo 6 anni e quindi ho deciso di fare questo piccolo vlog anche se penso che non porterò la videocamera vera e propria allo stadio. Poi ci penserò. Scusate gli sbadigli, ma capite che comunque ci sta. Non è nemmeno una bella giornata, perché, cioè per me lo è, perché per me lo è. Però dovrebbe essere un pochino nuvoloso, ma nemmeno più di tanto, dai. Ci può stare, ci può stare. E niente ragazzi, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Dall'ansia ho dormito malissimo. Ma male male male. E boh, non so che altro dire. Ci vediamo dopo, dai. Ragazzi, sono le 9:35. Piano piano il tempo passa lentamente, molto molto lentamente, purtroppo. Però diciamo che sta passando e diciamo incominciano a sorgere i primi dubbi riguardo a quello che mi devo portare allo stadio perché scusate ho avuto un attimo un'interruzione. Comunque stavo dicendo, sono le 9:40 ormai e stanno incominciando a sorgere dei primi dubbi su quello che mi dovrei portare allo stadio perché sto vedendo se è il caso o meno di portarmi questa action cam che comunque adesso vi faccio vedere, diciamo, le dimensioni comunque sono contenute. Se voi fate conto che già il mio palmo è piccolo, il mio palmo della mano è molto piccolo, potete capire che comunque è una macchinetta che non è che ingombra più di tanto, però non si sa mai che possano comunque rompere le palle per sta cosa e quindi sto cercando di capire se portarla o meno. Voi se continuerete a vedere il video probabilmente è perché sono riuscito a farla entrare, però non lo so, perché magari potrò riprendere con il telefono, ma il telefono comunque non mi permette di fare delle sorta, comunque una specie di video selfie tipo questo, perché la fotocamera del selfie ha il microfono rotto, perché altrimenti avrei portato soltanto il telefono. Perfetto. E niente, semplicemente questo, l'ansia è tanta, l'emozione anche, perché sono 6 anni che non torno all'Olimpico a vedere il Cagliari e, e poi lo faccio da uno che porta video su YouTube e ho saputo che alcuni di quelli che diciamo mi seguono ci saranno allo stadio, quindi paradossalmente sono quasi più in ansia per conoscere loro che per la partita in sé. A prescindere dal risultato, a prescindere da come andrà, spero, sono sicuro che sarà un'esperienza veramente bellissima. E niente ragazzi, manca ancora parecchio perché alle 11 usciamo di casa. E niente, ci vedremo dopo, raga. Bella. Ragazzi, sono le 10:42. Ho cercato di mettere più roba possibile nello zaino che potesse far capire che devo andare nel settore ospiti, tipo una cover che non fa minimamente capire che io sono del Cagliari, ma soprattutto la felpetta. La felpetta. Madonna, raga. C'ho l'ansia e me se sta di ora. C'ho l'ansia e me se sta di ora.
Tra l'altro vi faccio sentire anche quest'audio che mi ha mandato Paolo per gli amici Pablo Giallorosso. Scusate, ma sto ricevendo al momento una chiamata. Ogri, dica tutto. Ah, ok. Ah, ma vieni o no? Ah, vieni? Ah, dai allora. Qui con quel poco di voce che mi resta bisogna spiegare cos'è successo. Allo stadio ci dovevamo andare io, mio zio, mio cugino e il ragazzo di mia cugina. Il problema è che purtroppo mio cugino non si sentiva bene e aveva dato, diciamo, forfait all'ultimo, mentre come avete potuto vedere mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe venuto. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll Eccolo. Certo, mi piacerebbe. hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Una vittoria! Vogliamo una vittoria! Una vittoria! Vogliamo una vittoria! Una vittoria! Vogliamo una vittoria!
attenzione, Rafael, Resti, Mattiello, Pinza, Oliva, Ionita, ragazzi, De Iola, tocca a noi, una vittoria, vogliamo una vittoria, vogliamo una vittoria, vogliamo una vittoria, Tra l'altro ragazzi, piccolo aneddoto, sono finito anche nelle storie Instagram del Cagliari, infatti adesso ve la farò vedere. Come potete vedere c'è uno con la felpetta dorata del Cagliari e quello ovviamente sono io. Vai Chiga! Go! No! No, sta ancora a controllare, dai. Sta ancora a controllare. Guardiamolo! Dai, questo è rigore. Mancini è sconsolato. Guardiamolo! Non va manco a guardare. Pareggiare la Lazio. Dai! C'è andato, Perché si sta a scaldare Aressi? Si è torta la maglia? Aressi? Lui ha preso la pallonata. Del culo, pezzi di merda! Evidentemente va pallonata di prima. Sta rintontita ancora.
cazzo che si va? Esce il solito! E sempre la testa alta lo diciamo. Iscavo Cagliari, da tanti anni sempre insieme a te. Non ti lasceremo mai. Ale, ale, ale.
ninja, 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 ninja.